Dopo l'avvio della campagna di commercializzazione avvenuto con la cerimonia formale del taglio del primo grappolo nel vigneto simbolico realizzato all'interno di Casa Diodoros nel cuore della Valle dei Templi, è tempo di primi bilanci e prospettive future per il consorzio uva da tavola di Canicattì IGP. Siamo dinanzi a un aumento di produzione di circa il 20% rispetto allo scorso anno, ha detto il presidente del consorzio Marcello Losardo, grazie alle precipitazioni che hanno proceduto la fase della maturazione del frutto. Quello che è importante evidenziare è che a questo si affianca un'ottima qualità, non solo sul fronte nutrizionale, ma anche da un punto di vista del rispetto dello stringente disciplinare del nostro consorzio. Questo per offrire un prodotto sempre più identificabile e ricercato in termini di dimensione dell'acino, che deve essere medio, di livello di zucchero. Il gusto poi è sempre quello ricco, fragrante, con un moscato che è tipico della nostra uva. La raccolta proseguirà anche nelle prossime settimane, ma da un punto di vista commerciale le interlocuzioni sono ovviamente già ampiamente avviate, con un interessamento di crescente attenzione da parte della grande distribuzione verso l'uva Italia di Canicattì. Il lavoro fin qui fatto dal consorzio, continua Losardo, a tutela di questo prodotto che ha portato lo scorso anno al riconoscimento dell'IGP, sta portando i suoi frutti con una crescita evidente dell'interesse verso questo prodotto che racconta la storia del territorio. Ci sono attualmente grandi aziende interessate a commercializzare l'uva in tutto il paese, così che arrivi sulle tavole di tante persone che assaggiandola possono desiderare magari di venire a visitare questa provincia.